Un incontro si è svolto stamani al Comune di Agrigento tra una delegazione formata dai rappresentanti di Confcommercio, CNA, Confesercenti, Consorzio Turistico Valle dei Templi e altri operatori del settore turistico, con il sindaco Lillo Firetto. La questione è la vicenda dell'annullamento del mandorlo in fiore e le misure legate da adottare per fronteggiare gli effetti negativi prodotti dal rischio contagio coronavirus sull'economia turistica agrigentina. Inizio di tavolo di crisi del turismo in generale e dell'impresa con l'amministrazione comunale. Esistono due emergenze, quella sanitaria naturalmente, come ha già detto bene Vittorio, ed esiste un'emergenza impresa. Un'emergenza impresa che appunto non può prescindere dall'attenzione che deve essere solo ed esclusivamente nazionale e regionale, ma che naturalmente comporta provvedimenti anche da un punto di vista legislativo all'interno dei comuni. Qui abbiamo cominciato a fare delle proposte al sindaco, ci auguriamo che da qui a breve queste proposte possano essere prese seriamente in considerazione e da qui partire affinché insomma, le imprese non rischino ulteriormente posti di lavoro e chiusure definitive. Il fatto che insomma, noi abbiamo già siamo già stati sostituti d'imposta per conto del Comune, che il Comune ha già introitato quasi 2 milioni di euro e che di fatto ne può spendere solo ed esclusivamente 60, naturalmente una grande delusione noi l'abbiamo. È normale che attendiamo che ci siano degli interventi da parte del governo nazionale affinché ci sia uno svincolo di queste somme che possano essere subito messe in campo a sostegno delle imprese ma a sostegno dell'intero territorio. È stato un incontro positivo, un incontro di apertura da parte dell'amministrazione comunale e la partita si gioca su diversi livelli, a livello nazionale, a livello regionale ma anche a livello comunale. Ecco, qui questa partita la dobbiamo giocare assieme, uniti per il territorio a favore delle imprese, per cercare di trovare percorsi comuni che possano rilanciare il territorio e che possano fronteggiare questa emergenza. Ma intanto abbiamo fatto le domande, per le risposte stiamo attendendo perché è indubbio che ci sono dei provvedimenti e delle richieste che vanno fatte alla Regione, altre al Governo nazionale, altre ancora alle amministrazioni comunali. Quello che a noi oggi interessa è sottolineare, proprio sottolineare con la matita blu l'attenzione che le amministrazioni comunali devono nei confronti dell'intera filiera del turismo. Strutture alberghiere, extraalberghiere, campeggi, guide turistiche, NCC, siamo tutti e ristoratori, stiamo vivendo tutti una situazione di estrema emergenza che al di là, e noi ci auguriamo di superare presto l'emergenza sanitaria, sarà poi un'emergenza imprenditoriale, un'emergenza economica che va affrontata con tranquillità, con serietà, ma con provvedimenti precisi che noi imprenditori chiediamo di conoscere. Le nostre 3 associazioni, Confcommercio, Confesercenti e CNA, sono a disposizione dei nostri associati e di tutti gli imprenditori del comparto per qualunque necessità, per qualunque chiarimento, perché proprio nei momenti di estrema difficoltà, ecco, dobbiamo essere fianco a fianco. E l'ultima cosa, grande attenzione anche per i lavoratori del nostro comparto. Saranno degli interventi nazionali, ma sono necessari ed è necessario attenzionare non solo le imprese ma anche coloro i quali lavorano all'interno delle nostre imprese. Sindaco, che risposte può dare il Comune a questo momento in cui la città soffre? È stato un incontro molto partecipato perché denota quale livello di sensibilità e di interessi in gioco ci siano. Continuo a dire, non è una frase fatta, non è neppure una bestemmia, che Agrigento sta al turismo più di quanto la stessa nostra capitale Roma stia al turismo. È un dato oggettivo, numerico, relativizzato e così come lo rappresentiamo. Tutto questo ci pone però in questa fase nel pieno di un'emergenza sanitaria che non sembra arrestarsi, anzi ci sono momenti di particolare tensione nel nord Italia e stanno andando giù per lo stivale, per cui siamo nel bel mezzo di una crisi, diciamo, dal punto di vista della gestione del fenomeno sanitario, e c'è una gestione necessitata anche di quello che è il riverbero di natura economica che è assolutamente devastante, lo è per Agrigento, lo è per anche tante destinazioni siciliane. Allora qui il punto è unico, tutti insieme operatori della filiera turistica, e quando dico operatori della filiera turistica mi riferisco non solo agli albergatori, titolari di B&B, ristorazioni, diciamo, agenzie di viaggio e tutto ciò che ruota intorno al settore turistico, tutti insieme per vedere come si esce insieme dalla crisi. E qui sono arrivate una serie di proposte
tutte utili, che vanno evidentemente ragionate in diversi livelli di governo. Noi per parte nostra come municipalità, anche in sede di ANCI, ci siamo già fatti latori di alcune delle proposte che vengono fuori in termini per esempio di moratoria o agevolazioni alle attività produttive su alcuni tributi. È un tema che evidentemente non si esaurisce dentro le mura di un municipio, non esistendo lo Stato di Agrigento ma facendo parte dello Stato italiano, e quindi va ragionata in altri livelli di governo.